di fare in modalità gioco e no. Chi era esperta? Era mia nonna Bettina, era io prima. Anche mia mamma l'ha fatto così mai. Era una gallina che sta a fare finta di essere gioca, perché anche adesso le gioche mate che dicevano. Sta là a spaccare magari i uovi di chiari, era io a fare questa gallina che sta ferma, senza essere gioca, ma mese gioca, mese impampanare così, arrivava a mangiare a modo su vino e pane. Io dava io, le devo dare in mano così, la ciapà, coca così, e dava a mangiare pane e vino. E i veci una volta poi le veci in mezzo alle galline e basta, e fa così, aveva sto pane e vino, e non me ne ha torno così forte, per una volta dopo 2 o 3 giorni, e dopo le metti sul quarto, ferme e querte, e si orientava a star ferme, e da avanti si fa tutta sobrianiata, tutto fatto quieto, sta qui. 22 giorni. 22 giorni, e metti in terra, sui cesti di stropa, mettiamo dentro sui cesti di stropa, quel buso che sa. Che avevano ceste di stropa. Sotto che mettevi? Che mettevi più senti su a cesta. Sì, sotto a cesta. Sì. Sotto, e voleva sai mangiare, tirare via, che insegnava a mangiare via più senti. E per desciucarle? E per desciucarle lo stesso le girava a modo così, senza dargli niente qui, e le muoveva all'aria aperta fuori. Questa è la sua storia.